l'onorevole Sara Moretto questa sera a Portogruaro, assieme al collega Ettore Rosato, presenta il programma di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi al quale lei ha aderito. Io ho letto sulla stampa che Italia Viva vuole essere protagonista anche alle prossime elezioni comunali di Portogruaro, ma in che senso vuole essere protagonista? Beh, noi vorremmo dare il nostro contributo. È evidente che siamo una forza che sta nascendo ora, che si sta attrezzando ora, però crediamo che sia giusto essere comunque partecipi delle prossime elezioni. Noi ci stiamo strutturando, ma siamo già disponibili ad un dialogo con tutti coloro che sono un attimo in questo momento attivi in vista delle prossime elezioni comunali. È evidente che per noi ci deve essere discontinuità rispetto alla giunta attuale, quindi sicuramente valuteremo progetti alternativi a quello della sindaca che ha annunciato la sua ricandidatura. Siamo aperti al dialogo, ma certo in coerenza con lo spirito che sta in questo momento entusiasmando gli aderenti di Italia Viva, che è uno spirito di innovazione, di cambiamento e anche di grandi riforme sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Le chiedo, se eventualmente Italia Viva non dovesse trovare un accordo con il candidato del centro-sinistra e se la sindaca Maria Teresa Senatore non avesse l'appoggio della Lega del centrodestra, Italia Viva farebbe un ragionamento con la sindaca Maria Teresa Senatore assieme ad altre liste civiche? Mi pare ci siano un po' troppi sei in questo scenario, per cui è difficile valutarlo, però poi anche durante la serata lo ribadirò, ci sono alcune scelte che sono state fatte da questa amministrazione in questi 5 anni che non condividiamo e che quindi di fronte ad un giudizio di forme rispetto all'attività svolta non ci potrebbe essere un dialogo. Ovviamente massima collaborazione per quanto riguarda il mio ruolo con quella del sindaco di Portogruaro, però i progetti politici si devono costruire quando c'è coerenza e anche affinità di pensiero e di obiettivi, soprattutto per la città. L'ultima domanda, visto che le comunali qui a Portogruaro coincidono anche con le regionali, la decisione di appoggiare o meno il candidato governatore del centro-sinistra avrà influenza anche sulle scelte di Italia Viva nell'appoggiare o meno il candidato sindaco qui a Portogruaro? Cioè sono due cose legate oppure no? Noi le consideriamo due partite distinte, ovviamente la partita regionale ha una sua complessità e una sua valenza politica, come sappiamo anche diversa, mentre nelle elezioni comunali, nelle scadenze amministrative che si affronteranno in tutto il territorio di Venezia, valuteremo le situazioni, cercheremo di partecipare al progetto che convince di più, che è coerente con i nostri obiettivi e al quale pensiamo di poter dare un contributo fattivo, quindi per noi sono due partite diverse. Il centro-sinistra qui a Portogruaro vi ha già contattato? Sì, ci ha già contattato, ovviamente noi abbiamo alcuni passaggi da fare, un dialogo è aperto e quindi vedremo come maturano le cose. Perfetto, grazie. Prego.